Buongiorno cari compari e comare, oggi in Sicilia ne mangiamo astratto di carrubo. Che forza che anivava luce, che con le corna muovono i valati, se non era lesta a fare una voce, taglia che forza che anivava luce. C'era una volta un povero pescatore che aveva 3 mesi che non pescava niente, si rivolgia allo santo patriarca, dopo 3 giorni affonnò la barca, taglia che forza che anivava luce, che con le corna muovono i valati, se non era lesto a fare una voce, taglia che forza che anivava luce. C'era una volta un povero becchino che aveva 3 giorni con burrecava niente, si rivolgia allo santo dell'altare, dopo 3 giorni lui era burrecare, taglia che forza che anivava luce, che con le corna muovono i valati, se non era lesta a fare una voce, taglia che forza che anivava luce. C'era una volta un vaccaro di Rausa che aveva 3 mesi che non mangia niente, si rivolgia alla santa Isacca, dopo 3 giorni ci allampò la vacca, taglia che forza che anivava luce. Ora vi faccio vedere invece oggi come si fa l'estratto di carrubo. Questa è una vecchia ricetta di nonna Angelina. È una ricetta molto semplice, però ha un procedimento molto lungo. Allora, si prendono delle carrube molto grosse e si ci una schiacciata grosso come queste carrube si mettono a mollo dell'acqua per 24 ore. Superate le 24 ore, cosa si fa? Si prendono le carrube, si esce dall'acqua, si strizzano fortemente e rimane il succo della carruba all'interno dell'acqua. Così. Dopodiché incomincia tutto il procedimento. Passate le 24 ore, prendiamo le nostre carrube, li strizziamo per bene e vediamo l'acqua che è diventata di un marro scuro e andiamo a preparare il nostro estratto di carrubo. A questo punto avviene una cottura molto lenta. Per 24 ore bisogna cuocere questo liquido a fuoco bassissimo. Il tutto si riduce da un 5-6%, quindi viene un liquido molto denso e molto profumato. Passate queste 24 ore, ecco il nostro risultato. Noi normalmente lo serviamo con il nostro dolce alla ricotta, fatta a base di ricotta con del miele e paglietta di Spagna. Come si può vedere, la densità del nostro sciroppo di carrubo. Il nostro dolce è pronto. Caro compare e comare, ora che abbiamo mangiato e abbiamo bevuto, ricordiamone lo proverbio antico, che l'erba tinta non muore mai.